Poi, l'ultima puntata di Enre, se vuoi fare questo bello dono, se sono andato a cercare in archivio Catene Onnoso su una registrazione che ho fatto giusto 20 anni fa, poi via da una paschicedda su 2005 in su Teatro Lirico de Castello, Franceschino De Muro, Franco De Nanni, sa chitarra sempre gusta de Nino Manca e sa Susono, sa fisarmonica de Graziano Caddeo. Se ho fatto un bel regalo, poi cominciai questa a Topio No, che è l'ultimo de doci che ho fatto in pari. Non scivo se sessi che ho detto su questa prima puntata, però ho tentato questa possibilità di adesso di entrare entro questa gara, a entrare entro questa storia di questa ricchezza manna che questa Sardegna stugiata e stugiata bene, grazie a Dio. Ed ho fatto con l'aiuto di mera persona che punti entrato su questo progetto, imprenta, sono dei progetti su questa regione sarda, proprio a pizzo dessa cultura, dessa tradizione, dessa lingua, cosa nostra. E dunque, grazie a Produzioni Sardegna, grazie a tutta questa squadra etnica che ha tornare grazie a mancare quando spacciato a Topio de Oi, siamo arrivati a pago a l'ultima puntata. E mi fa piacere che appunti torraus, amigos, caros, in noi si contai scantus in soru, e dunque torro grazie al saluto Marco Manca, grazie poi si torrao, grazie a Pietro Nieddu con la chitarra cosa sua, con l'arpeggio, ne ho questionato due spuntate mi pare passata, e ho questionato pure tecnica adesso sono questa chitarra e tutto canto. Dunque grazie a Pietro Nieddu poi si torrao e ai amici miei che appunti i esperti, i consulenti, questo che conoscono bene questo mondo del canto a chitarra, e dunque si sono aiutati a comprendere, proprio accompagnato a intro dessa gara, a intro questa storia e tutto del canto sardo. Dunque grazie a Salvatore Carboni, grazie di Aderos, a Nino Manca, grazie a lui, e si ha portato un montone di fotografie e video, viesi in questo schermo che ci fonti noi in questo bello apposento, ci sono tutte immagini che girano sempre, fonti tutte immagini che si ha donato Nino Manca. E grazie a me da potorrai a Daniele Giallara, grazie a tutto questo aiuto e tutto questo che ha fatto lui e tutto questa trasmissione, questa trasmissione. E dunque, entravo in argomento di oggi, ed è un uomo che ogni gira ho cominciato con il suo primo canto di questa gara, sul re dei canto, sul canto in re, e a pago se ho arrivato a oggi, a sua ultima puntata, che è stata disispirata. Osa disesperata, quindi usa viri bene, cioè usa entrare e comprendi e due versioni, si usa mancare la duresa, usa locutoresa, ita origini deni, questo canto, come è cominciato, di andare a ribada, come si suona, e tutto canto, cioè usa a entrare bene, e mancare usa conosci, come diciamo, già now, che in una puntata oggi, in l'ultima puntata patteus dei cantatori e suonatori dei anni 70-80 fino a oggi, poi comprendi come in testi questo bello mondo del suo canto a chitarra, e cominciamo subito a comprendere questo canto e a comprendere che è qualcosa in più di questa disperata. Patteus sì. Dei due, Tore. Uno dei suoi cantos classicos, considerato generalmente una specie di tesi di laurea del suo cantatore. Si che cantare una disperata e la canta bene, già una medaglietta chi segna su cantatore de livello. Su canto è un canto meda diverso da Sosatteroso. Si muove in una linea melodica de Do, modula dual bortas, che va da Re una prima volta e che va da Re può serrare una seconda volta quando serra. In mezzo bada un piccolo, bellissimo, che forse schieste su un momento più esaltante di questo canto, che è sul recitativo. Chi è introdotto da questa chitarra che va da Sol, pare di che modula cioè che cambia tonalità, però uno si analizza da bene se la nota che viene toccata, se in realtà
realmente non è una modulazione, a barra da ancora in si scala de su do, quindi la modulazione si barra solo con due in re, che si va di mezzo e a sa serrata. E sono canto che il cantatore si l'intende, si su speravla all'ispirano, si su accompagnamento este a saltesa, può dare su massimo che può dare. Quindi in termini proprio interpretativi di cantare con suo cuore in mano, forse si ottiene uguali. Non perché il canto non possono arrivare a questo livello di emozione, però la disperata tiene un climax preciso a intro, ne tiene una pagina anzi, e questo finale è con s'accutto una volta che anda da sa risolvente a sa dominante de su re a su là, in cui vi potete ponere tutto ciò che tiene in corpus e in coro. E ripeto, soprattutto sul recitativo vada un spazio mannu può consegnare emozione a chi sta ascoltando. Questa è la cifra estetica e normalmente viene riconosciuta, sta disperata. Bene, Daniele Giallara, a tu mi voglio domandare proprio, sicuramente in questo canto funti atturata bene questa divisione del suo canto della Caddura e del suo locutore. Mancai come ti si nata pure, questa nata disispirata cadduresa o questo tipo di canto, di questa della Sardegna, e sa disisperata invece a sa locutoresa. Io penso che arrivi tutto del suo proprio luogo. Forse è come si nata da un canto che arriva da Spagna, un canto de despertar, de salva, de suo risveglio, de un cominzo, de amore e tutto. E come te che poi sei arrivato di questo canto che mancai teneri all'incuna a cappio con Spagna e tutto, a andivai d'uso, proprio bello preciso, su uno logotoreso e uno gaddureso. Come te sanau due, saperaula eni das spagnolo, despertar, destare, ischidare, ducasa, commente tutti los cantos che si vagano a intre a gara chitarra, sono tutto canto de serenata, ma questo è su canto de serenata per eccellenza proprio. E ducasa in questo canto, su cantatore, a parte che va a denare un'altra cosa pure. In tutti gli altri cantos, deo cantatore tengo subito vado un filo in su canto e ducasa deo devo rispondere a su che cantavo prima di a mie, e no che no, in sos cantos classicos no. In sos cantos classicos deo fatto un miellà, o un attero fa che un altro miellà, che zonare un'altra cosa. Prima si cantava in tutti los cantos classicos, e ducasa vi fu il sviluppo del su canto, intendisco, della disperata. Ognuno interpreta da maniera sua, come invece in Salgaras uno fa che su miellà, uno fa che su si bemolle, e l'altro fa da disperata. E ducasa si vede un vaghizzetto di questa cosa bella che si muovia a intro de noi cantadores e a intro de los appassionados che spettaini queste cose. Poi si commenta sanau due, va due versioni il naramolgasi del disperata, una in locutoreso e una in gaddurese puite, ca va bistau cantadores eccezionales, gadduresu, sempre registrazione del 1930 più o meno. Luigino Cossu registra da Tudi Lumari in gadduresu, ca issu fu gadduresu. Antoni De Soli invece registra da una disperata in locutoresu e ducasa dana saldual versiones de comente cantaini issoso in sa zona issoro sa disperata su canto de serenata po eccellenza, che poi sì fu cussu chi faghia di innamorare sal feminas, chi caini de conquistare sal feminas sutta sul balcone issoro cantando questo canto. Nino, Tore Annao, che sa disispirata, è un canto che sa tesi di laurea dei suoi cantatori. Poi i suonatori si commente sa relato, sa parte musicale. Ti impegna da De Brusu, ti beni de vai anche qualcosa tua personale, personalizzai sa musica, sì, che succede in sa disisperata? Accompagnando tanto vado un'introduzione che uno può personalizzare, de vagare,
E poi la cosa essenziale, come in tutto il suo canto, ma in sa disperata in particolare, è stare attento al suo cantatore. Il suo cantatore non è tutto preciso da una satira, uno la può fare in un modo e uno in satira cambiare passaggio interno cantenne. Nache, finza come ha nato Daniele, canto di amore, però tanto cantatore hanno fatto disperata finza su temi particolari che sono stati connotti su cantatori, oltre alla bravura di tutta la gara, immedesimato proprio per sa cantone che cantaia, tipo Tonino Cano, sa nave in sa tempesta, che la cantaia con un sentimento che, ascoltandola, pariva proprio di essere in una bufera di una tempesta, proprio che sa nave vede affondendo. Si vede immedesimato in sa parte che fu cantando, la pagava perfettamente. E in sos anni, 60 e 70 pure, si venne 3 cantatori in sa gara si pagavano 3 disiparadas e non fine mai precisas, a parte sa cantonese, finza il suo modo di cantare. Da una satira vai sempre qualche cosa di diversa. Potremmo narrare che sa disiperata vede come sa moda della gara poetica, l'arte più umana del suo cantatore a chitarra. Se uno va da una grande disiperata, si ha fatto finza qualche baglio in qualche canto in re, in qualche muto, fattenne una desiderata perfetta, veniva tutto dimenticato che baglio fatto prima. Vedi, questa cosa perfezione, serviva a tutto. E stai dicendo, Daniele, Sì, è sul è serio. vero. Tu in tanti gara che fate, è sul serio mai, fai una disperata che ha di mancare a pareggiare qualche cosa, ma tu canta bene dotto, No, purtroppo a me canto tutto male, però non canto come il testo e quasi si la collen. No, a me non mi è scappato questo di mi salvare in calcio d'angolo gasi, no. Sì, no. Tore, in questa storia di questo canto, è utente un mera cantatore, che hanno fatto di adero, su tanti incidi, tanti cantare in palco, e tutto canto, fu atturato in sa conca, de rottus, e in suo coro, de rottus appassionato. Però non scetti in questo luogo, poi sa disperata è stato uno dei cantos che ha ispirato mera artistas e cantanti che di tanti bogata mancai adesso al repertorio più tradizionali, pondi vai mancai rielaborazioni o interpretazioni nuove. Io penso sempre a Elena Ledda che ha fatto meda di questo straballo, appiccato su canto tradizionali in sa prima parte della sua carriera cosa sua, da cantaieta in maniera tradizionale e poi a pago da bistia dei sonus nous e tutto canto. Questa è stata una evoluzione che in suo mondo di sa tradizione commenti da biesi. Ma come tale idea sono curioso e apprezzo tutto e poi penso che sul fatto che Elena Ledda e altri artisti hanno proprio assorbito, subito sul fascino della stata disperata. A me mi pare una cosa normale, vi testo un canto, come te finendo prima, che coinvolge meta tra il testo e poi la capacità interpretativa è buccata, non a caso è un canto che è apprezzato pure dai guie e dai vora tenere un minimo di sensibilità e competenza musicale, però a su canto a chitarra ancora non si sta appassionato, su virus non l'ha attaccato ancora. Potrebbe essere difficile levare a apprezzare un canto in re, potrebbe essere difficile levare a apprezzare un altro tipo di canto, un altro classico, ma se li va a ascoltare una disperata, normalmente chi non tiene passione, competenza, conoscenza su canto a chitarra narra accidenti che bello, canto è espressivo. Quindi questa capacità di buccare, di uscire dalla sensibilità nostra, un poco sclerotizzata, di appassionato di miliano, bestie, questo li deve essere riconosciuto. E poi bisogna, queste due cose che hanno aumentato Isos prima, Nino in particolare, è un canto fortemente brandizzato, una parola vera straniera che possiamo utilizzare, marcato. Quindi sono cantatori del manno hanno chirrato una, massimo due disperate e sono diventate il giocato di battaglia di Issos. Cupeddu una, Leonardo Capizza un'altra, Mario Scanu tornando a fare tutti i lumari di Lugino Rosso, Pugeddu con una rosa distinta, eccetera. È brandizzato meda. Talmente che voi questa aspettativa del suo pubblico che mi date prima di gettare questa
performance bellissima finale, arriva da un livello di minuzia incredibile, perché, come te vinande Nino prima che l'ha fentomato questa cosa, sul fatto che su cantatore Mannu e sera da resa immortale con nota tale disperata, non che narrare che manco isso la cantera sempre uguale. Dessa rosa distinta, per esempio, de Bugedu, sì, le amus come spartiacque, sa versione che ha d'inciso, in disco, bellissima, lirica, eccetera. De onde conosco in gara, minima tra schimbosel versiones, con sfumaduras importantes, de su matessi Bugedu. Quindi, a secondo dei sughi quella passaia da ponare canteste pregnante, canteste capaci di influenzare su coro de su cantatore, su modo di cantare, a secondo dessa circostanza, io personalmente mi lamento di Enzo Medas, però chi in Bosel Garas, chi ha differenze importanti dessa linea melodica e quindi dessa conseguente necessità di accordare della companzare, chi ti fa che ne narrare accidenti, ma qui te l'ha fatta Gai, e l'altra volta l'ha fatto in un'altra maniera. È sempre su Matessi Cantu, però questa si impronta estemporanea del suo sentimento che teneva su cantatore in questo momento. Adesso è una cosa dessa più raffinata si vota ad essere il suo cantachitarra. Sì, che io sono in questa regione, Nino, proprio negli ultimi 50 anni, protagonista, tragios differenti, personalizzazioni, cioè sul modo di cantare e tutto quanto. Arrivando a noi, e differenzia manna che ci avuto stette in tutto questo tempo. Ma proprio a riguardo della disperata, tanto cantatore, pure sono cantatore che canta, la cantano tutto bene, e volta a me da replicano canzoni già storiche, tipo Sorfanedda, Nell'Alto Capizza, o Mamma Sconsolata di Mario Scanu, che vede una cantone di una ottava di una gara poetica cantata a Nughedo sul 1911, che Mamma è Sconsolata, di un tema che ha cantato Antonio Cupeddu, suo poeta, e la cantano tutto bene. Ma qualcuno pensa che canta disperata, sa nuova, sa scritta, sa po' fatto attuale, sa di amore. Tanta volte il cantatore, pensato in suo tempo moderno, cantano una disperata che è un augurio al suo comitato, un ringraziamento come te lo hanno invitato come te cantatore, oppure un po' fatto successo fino a recente. Sono tutto bello, sono iscritti in me, scrive in me, ha fatto Susardo in Sasi Scuola, sa amistà, tanta cosa bella che riguardano, ma pensa a un cantatore che cantava prima, che scriveva bene, Antonio Nuvoli, ha fatto diverse disperate, pensa a fare bene della vita sua, ha interpretato l'infanzia, sa nonna, la nonna mia, tanta cosa che viene sa vita sua. Io l'ha descritta una disperata di una scena che gli succedeva in Piaghe quando vi travagliando in suo Camposanto. Lei ha chiamato per travagliare e ha dato una femmina che è andata ogni dia giù a vedere soffiore a suo marito che vive molto. E l'ha descritto una disperata, cosa bellissima. A volte sono dei poeti storici, come le ha Paolo Mossa, canta Tristas Memoria, ma descrive un'ottava di una lunga poesia e si può cantare in disperata. Nell'Alto Capizza cantava sempre scritta da Antonio Scevene de Muro Sorfanedda. Sì, poi a me nell'Alto Capizza ha cantato tanta volta, sonata la disperata, che come magari non conosce nemmeno sa passione, che vede scritta a noi da chi è, e cantava a volta me da gusto, e cantava benissimo, quindi poteva fare di uno e altra. Poi non è nato che un cantatore prima o fino a come canta solo e sempre questa disperata, a volte la si alterna pure, che magari canta in una ida e fa che se questa cantone a disperata, canta magari in una ida vicino e quindi a distanza di 20 giorni non ripete la stessa cosa in mezzo che cambia sa poesia. Daniele, sempre a pizza sa disperata. In questo 50 anni, sul momento che mi domandando a Nino Mancapuru, ita sa visto cosa tua dei cantatori, ita è che non si fa il pruso rispetto a scantata che si va iantaizzando, che con tanta mancai storie personali spuro e tutto canto. Poi proprio su cambiamento, si c'è stesso, proprio un cambiamento in 50 anni a pizza sa disperata e tipo di online, o del sud-est, o delle interpretazioni, o della musica.
Assora, commentamo biu, Deo so baltiu, nandeghi vudi su cantu de serenata, e ducas sos testos vai daini de amore. In sos annos chi sun begnol dopo, su testu è scambiato, e ducas si sun passaus a chi cantai di poesias de poetas estemporaneos, come Mamma Sconsolata o Sa nave in sa tempesta de Cicciu Piga, e ducas fins a sos testos si sun cambiatos. Custu finzas a bonarre chi in sos annos 70, con sa grande discografia e grande distribuzione de sos discos, sa parola disisperada è stata confusa con disperata puru, che non c'entra nulla. Non siamo disperados. E ducas se confuso un paizeddu gusto, però via da tra disesperadas Ave Maria de Chelo, che fu un ringraziamento, una pregatoria, e donzuno ponia da qualche cosa de sé in questo canto, che in sos altros cantos s'è legato a rispondere a su chi ti canta prima e dare su sa guia a chi canta dopo. Vado un filu in sos cantos classicos, in sa disisperata se scantano due e sa chitarra e basta, poter fare che su chi ti pare te piaghete. E ducas pocusso il bistau interpretau sul verso e finza sa maniera de lu cantare sa disisperata. Forse ultimamente è mancando un paizeddu gusto, che come mi viene da conca una disperata che ha registrato in su 76 la nuova compagnia Firinaio, e su testo vai da una pizzina che fu stata sequestrata anni bui insomma, e ducas vai da de gussu, come invece noi cantatori chilcamos e tornamos a fare cantones ottavas o su geste, tornando a fare intendere a maniera nostra qualche ezza ottava, qualche ezza disperata da qualche cantatore che è il begno prima di noi. Non so se è giusto o se è il sbagliato. Prima, forse l'appoggiana da questa cosa, noi saldos e chi canta da su cantore, che il caide si distingue da un attero, casino fosse uguale a un attero. E duca ad essere una fotocopia a una coppia vera di un attero non è mai stata una cosa bella. Devo essere drivesso da te. So drivesso, ti posso piacere, non ti posso piacere, però so drivesso. Siamo due cose drivessas. Invece come chi il camol de essere tutto su similes, tutto su uguales, e duca a gustumos mol bloccato un paghizzetto da fantasia. Essa fantasia e essa libertà. È interessante questo. E poi però in Trausu, come ti facevo in ogni puntata a comprendi meglio sempre questo relato a questa musica, questa struttura musicale, questo accompagnamento, questa parte introduttiva e tutto quanto. E i versi che si cantano. Dunque Sabieso si scheda che ha preparato il professore Marco Luzzo, sempre in pari a Paolo Bravi, a Daniele Pisu e con Ligia Daniele Giallara, su canto sempre questo di Marco che si ha registrato in noi e tutto, questa chitarra di Tore Carboni, è un traballumano di un esempio di Aderuso e poi impari tutte queste cose, c'è questa conca e questa abilità, questa competenza di Massimo Pinna a rinascere di ogni gira, a si fa bere questa bella scheda e dunque da Castello sono pari. Hemos entrado senza. Sa disisperada est uno de esos cantos clàssicos qui serran sa gara chi terra. Sono amato Olmeda da esos appassionados qui comprenden de brut su canto. Sono cantos chi hanno un'istruttura prus serrata a paragone de su canto in re e de sa noresa e pro cussu lassan paga libertà de impersonare su canto. Sa disisperata è il suo canto chi serra sul repertorio de sa gara, ma volta Almeda, sos cantatore il sigene con un canto in re definitia e molto de saluto.
de totus os cantos escussu, con su testu brullongu. Difattisi si cantat un'ottava de versos di 11 sillabas. Pro gustu, es prus adattu a faghere appreziare sos versos poeticos. Si poden riconnoscere battopaltes principales, in cui si cantano 2 o 3 versos. Sa prima malte incominzat in do, con un secondo verso chi si ripitit e andat a finire in s'accoldu de su re. Oh mamma is consolata ite minara caso accususa di ti dare caso accususa di ti dare. In sa seconda parte, su cantu si sviluppat in su sol e finza sa terza parte incominzat in cussu accoldu pro andare a finire in s'accoldu de la bassu. Abbracciami che devo andare e nara che gli auguri mi prepara tristuri mi sorriso in sallara sa lacrima s'acculso a spuntare sa lacrima s'acculso a spuntare. In s'ultima parte si torra da s'accoldu de do, si ripiti su secondo verso chi va che concluire su cantu in s'accoldu de su re. Meno che il giochi pianga, mamma mia, sa benedizione da mia via, sa benedizione da mia via. Prima che incomincia su cantu, bel sa picchiata del chitarrista, chi vinidi in s'accoldu de do, chi selbidi de ghia e de entrata a su cantu. Su cantu potet essere accompagnato in due maneras. In su primo, su chitarrista suona diversos accordos, con una regola armonica che los pone parisi. In su secondo, pone fatto a saoghe, tornando a fare sa melodia in s'ascolta al bassas. Oh
prepara, tristuri miro sorriso in sala, sa lacrima s'acculto a spuntare. Sa lacrima s'acculto a meno che il chi pianga, mamma mia, sa benedizione da mia Pia, sa Dunque, torniamo su impari, noi in questo aposento può arregionare a pizzo di questo canto, di questa disperata, è stata aiutata a me la si scheda che sbio e che sbio impari, e giusto può ci dorrai sempre un altro commento di Tore Carboni, proprio a pizzo di questo che sbio un mo, di questa disperata che si scheda. Che si è fatto su professore Luzzo. Questo che abbiamo ascoltato è una esecuzione normally standard, bella, del Marco, e questo prototipo si impronta proprio della disperata logudorese attuale. E dobbiamo aumentare per un puro che, a parte questa differenziazione logudoresa caduresa, è un modo di cantare che esisteva prima puro. È interessante per esempio ascoltare Meda su modo alla desispirata antico di cantare adesso scadureso, per la disperata di Matteo Peru per esempio, che melodicamente e armonicamente è diversa da canta come, però è un canto che tiene la stessa impronta, è un canto a coro in mano, Meda variato, quindi difficile pure da gestire come escursione melodica, come cambio eventuale di tonalità, perché comunque una pagina bisogno, può bene chiamare. E questo non fa che comprendere come è un modo di cantare, è un mondo musicale. Poi attualmente teniamo su due impronte, logudoresa e caduresa. Considerate che sa sperava spuru, ma entrato un pacchetto, ma non per esempio ha inciso una disperata in cui e fai da dei suoi colleghi. Elenca i suoi colleghi al suo, una cosa che è stata fatta poi a Pustisi in Muzzo dai Virinaio, però in questa circostanza l'ha fatta isso. In un'altra era posto citazione di poesia aulica, arcadica, tradizionale. Quando è deciso bidesa rara, assa caduresa, quindi con la linea melodica e armonica della disperata caduresa, ha creato un standard. Come testo puro, per esempio, anziché cantare un'ottava, come normalmente si canta di questa disperata logudoresa, siccome su tempo è più dilatata questa disperata logudoresa, la gestione della speraula è più dilatata, la sillabazione si adatta di questa cosa che ha più il melismo. Sa disperata logudoresa è appena accelerata, non so vai dando del suo tempo del suo canto, so vai dando del suo modo di gestire saper aula su questo, ma più spago lirismo, più spago melisma tirato meda, proprio allunghiato, e quindi riesci a cantare più cose. E infatti sta disperata bidesa rara de Mannoni de ottava sa ben intra due.
anziché 8 versi sono 6 versi. Fa una differenza estetica notevole, compreso. Accidenti. Certo, questa è una bella riflessione, non ci ho pensato sempre, è bella. E tornavo a pizza sud-est, essa gaduresa e locutoresa. E ma voglio invece domandare a Nino Manca, dessa tecnica che si utilizza, poi io vi la prima parte di questa scheda con Pino Masala, da accompagnare Tore Mazzao, con sa pinna, con su blettro. Poi invece senza scheda, quando ha cantato Marco Manca con tui e sarpeggio. Ecco, non mi due di questa due tecnica, ne ho visto in un'altra puntata, ero proprio a pizzo di essa disperata. Sì, sono tutte e due belle, in cui a chitarra sola suonata a pennina o che bisogna pensa a fisarmonica e sa chitarra che dà sa guida in introduzione. Sa fisarmonica pone fatto come te sottofondo, non è come in altro canto che va passaggio deciso, abbinato, numerato, che si fa. E sa chitarra che comanda da sa fisarmonica iscia da eseguo con sottofondo. E poi valci su cantatore. Ad arpeggio è un'altra cosa bellissima, è questa chitarra che dà proprio con l'introduzione melodiosa e tutto, e su cantatore passi a cantare. Poi, tornando a su venende Salvatore, è diverso che in Lugodoresu Buru, in su canto, anno e anno fa, Gavino De Lunas ha registrato una Desiderata, che vedi non al suo metodo di cantare come te fa in tutto con quella dinamica di canto, ma l'ha registrata diversa, che poi è stata tornata a registrare da Ulcino Valchi e finza la Tionenaldo Capizza ha cantato un uezzo dormente e lo fa in un altro modo, quindi finza in solo Lugodoresu a volte è cosciente andare, ma questa è cantata in Lugodoresu ma da una tecnica tipo Gadoresu, non è né una né altra, però è sempre desiderata. Tornando a sa chitarra, è bella sia da suonata a chitarra solo o che bisogna sa fisarmonica, poi sa desiderata posselto cantatore storica è proprio fatta saore con sa chitarra d'arpeggio, è un documento meraviglioso di gusto. Daniele, tornando invece alla struttura del sud-est e tutto, della parte poetica del suo canto, usato è arremonao sempre a Petro Allutto, a Dobbaigno, se uso in su 1700, in su 1800, Petro Allutto mi pare che è morto su 1880 o 88, dunque, ma voglio comprendi meglio questa struttura del suo canto, poi il suo canto sa disispirata gaduresa e sa disperata logudoresa. Come è strutturato su verso e cali punti i poeti, se un Augusto Sduso su gadureso, ma cali su logudoreso. Su canto, sa disperata cambiata, si è scantata in logudoreso o in gaddureso. Come tannau Salvatore, bidesarrara su 6 versos. Idula Rispiranti, ti ad essere tu di Lumari, de Luigino Cosso e Poesi de Mariscanu, 6 versos. Invece la disperata classica, intanto Calesi sia cantatore, scommetto che a Sunessi una volta l'ha cantato Mamma Sconsolata, 8 versos, un'ottava di un divisillabas cantata a commente sempre. Sos testos sono cambiati in lugudoresu, in gadduresu bisogna cussos poetas, e si canta in cussas poesias. In lugudoresu calchi poesia de Mossa, si canta da disperata, o se no calchi poeta che ha descritto calchi disperata può essere cantata, o se no poesia fatta in sa gara poetica estemporanea. O Mamma Sconsolata fa parte di un udema, di una poesia, di una gara poetica. Sa tempesta di Cicciu Piga, che fu un poeta. Ducasa cambia su modo della cantare in base a su metro, a su modo della riscritta de su poeta. Però poi si cambia sempre l'interpretazione del suo cantatore. A sa fine, in su canta chitarra è il vero, è il giusto, è sud-est è importante, quasi fondamentale, però poi sa gente s'ammenta da saoche, s'ammenta con su giro e a volte sa speraula, si la simmetria. Prima Tore Annau, finza uno che non ha mai inteso su canta chitarra, ascolta sa disperata e abbarrata e si barata. Forse lui è proprio come in un canto.
commente una cantone, se il solo se facendo una cantone, e ducas forse risultas a lo comprende in mezzo o prima di una botta risposta che poteva essere tra cantadores. Posso fare questo esempio mio, Deo, sul primo canto che ha imparato a De Cannos, o mamma sconsolata, suonata da babbo e da un altro immigrato. E Deo infatti, in ignoranza di un pizzino da De Cannos, qua mie, questa mamma sconsolata, fu disconsolata, che suo figlio fu partito emigrato. Capo pensavo, suonando babbo, fu in Torino, e scantando uno dei Silanos, chi fu in Torino, e Duca sapo pensavo, bello il verso di uno che è partito emigrato, invece non il gas. E poi sì, un'altra cosa, Deo, come cantatore, sogno sempre una volta in sa vita di cantare sa rosa distinta, ma gasi però. Però è impossibile, va bene, però sognare non costa nulla. Ascolta, e poi proprio a Torendi a i testos e i versos poeticos, Clara Farina sta registrando due modalità, questa gadduresa e questa logudoresa. E poi cominciamo a ascoltare la poesia di Pedro Allutto, di Lumari, e poi a seguire mi pare che ci sia qualcosa pure di Desarrara, di Don Baigno. Dunque domando a sta regia, può piacere di si va a ascoltare a Clara Farina. Tu di lumari li sireni a pagli, di loglietti terreni sei la dea, dalla tua cara mandi gli spiragli che abbagliano i sireni in fundulea. Canto sepetta, canto ridi e cagli, chi t'ha magata ma non ha idea. La toia si può di bidesa rara, piccioso cuore che ha vuole pe. Facci incantare tutti la toccarano e che gli incantato solo a me. L'ani di lumonti di limbarano e candida mai come te. A te ti fesi vedda lo signori, affurata lo petto d'ogni cori. Tu sei una matrona geniale, dicioso si può dirlo tuo amanti. Pallume cori so due pugnali, l'occhi toi niedi scintillanti, undi li vissi so frizzi multali, due raggi solari fulminanti, troppo so penetranti l'occhi toi. Cerca di moderarli, si tu poi. Beh, è troppo bello questo verso, punti bello sanno saberitari. Quando tu scantanta con sa disesperata e quando tu ascoltauso a recitauso de Clara Farina. Infatti do grazie a Clara in quest'ultima puntata che è stata accompagnata in ogni puntata con i testi e tutto canto. E Tore, proprio a pizzo di questo testo e questo testo che io ho ascoltato, le interpretazioni dei cantatori. Ha parlato prima, quando si la sanchirrata, quando un po' tu si la sanno pago marcata come questa è la mia, un biglietto di presentazione. Quindi, su chi mi nade prima, Lenaldo, Gavizza, Cupeddo, la gente si taglia a cussa. Quando bevi Mario Scano, la gente si taglia da chi cantava tu di Lumari, magari le ha incisa Luigino Gusso, magari ad intende cussa. Poteva cantare pure Mamma sconsolata, secondo sa sestru e del suo momento. Però sa sua viziatera. Pugetto cantava quasi sempre, rarissimamente l'ha inteso cantare altro che non essere da sorta distinta, che tra l'altro è nella probabile che sia da sua su puro come in scrittura, quindi non è mai sido che essere da attere. E sa buona di Giovanni Berrier sul libro su l'ha posto come un'ipotesi meda ragionevole. E quindi tutti sono brandizzati, sul verso sono bello, so che come ha potuto intendere, sono già musicali poco so. Tu l'intendi se vai data da un'attrice, recitata Ene, è già suonata. E come è andato qualcuno, sa poesia in Sardegna e musica è poesia cantata.
Noi la teniamo pure delle città, eccetera, però rispetto a altre scuole e altri logos, sa poesia salda, vi state studiando a me da questa cosa, sus intellettuales, letteratos, l'hanno confermato quasi sempre, è una poesia che si intende da s'impronta che nasce e può essere cantata. Infatti noi a caso teniamo una tradizione di poesia estemporanea cantata, commentava cosa altro logos. Infatti è bella questa cosa, che questa poesia cantata su logo, con sa varianti dessa limba de cali si sia, sa localitati dessa regioni, e mi beni racconta questo che era un grande pensatore, un filosofo tedesco, Martin Heidegger, io sono una che sa terra si fa il canto con sa voce dei poetas. Esti proprio di aici, che sa terra si fa il canto con sa voce dei poetas e poi con i cantatori, si canta per cantare questa bella poesia e poi da cantata. E Daniele, dovevamo domandare prima a Salvatore Carboni, a pizzi proprio questa poesia, in certi canti sono di picai scetti che all'incuna verso, che all'incuna strofa. In questo caso, dessa disperata, da cantare stotto questa poesia, no? No, cantamos i dulari ispiranti si cantan cusso sel versos. Bidesa rara si cantan cusso sei versos cantaiti in mannoni. In sas ottavas, invece, in locudoresu, può succedere come tanna un nino chi a de mala, de mossa, de oleo un'ottava e la canto a disperata. Canta strista al memoria, al mischida, e la botto cantare a disperata. Ducas succedi cussu. Commente cambia da sud-est, da Sagaddura su Logudoro, cambia finza sa maniera de cantare sa disperata, che poi noi chi ascoltiamo da oramai da su canto e chi cerchiamo di dare spiegazioni logiche a su canto, su Gadduresi in sa poesia este innamorato a se stesso, è pronto a tutto, è proprio lasciamo andare, disperato, aspetta solo che la femmina ne zecchiemmo. E su canto puro è il gas in sa disisperata. Invece, sa disisperata logudorese, este prusu, è sempre di amore, però su logudoresu non è il gas il bragao come su gadduresu, sia in sud-est e sia in sa maniera della cantare, sprusu lirico, ramoso, prusu chi s'ammenta di avere un paghetto di dignità e tu casa non si fa che biere proprio, non vi l'ha fatto prusu, accettami e basta. Andava bene. Dunque, sicuramente con un amico cantatore, Marco Manca, dopo Deus intendi sa disperata logudoresa, però mi fa piacere manno, intanto si può stare un amico, se so attopiao milli bortas, e so se ne andavo troppo giovane, non sa abilità, il mese dei capitani del 2023, Marcello Pasella, che cantaia da proprio sempre questa disperata, tutti i lumari. E mi ha fatto piacere se da fai ascoltare e usa intendi e due modalità di questa galluresa che intendevo su moi grazie a questa registrazione che ho fatto mi pare sul 2005 a Cittotto sì proprio sul 2005 con la voce di Marcello Pasella e poi tornavo su noi e usa intendi dopo in logudorese.
dea. Metti l'occhietti terreni se la dea, dalla tua cara mandi gli spiragli, cavalli, li sireni in fondo dea. Cantu se veda, cantu ridi e cagli, chi t'ama cadamanno. Se veda quando ridi e cagli, chi t'ama Beh, questa è una bella registrazione che ho fatto in su Teatro Lirico de Castello su 2005. Marcello Pasella, Davide Calaminici a chitarra, Totedusu de Tempio e Totedusu se ne andavo troppo chizzi. Tore, tu hai proprio a Davide di sta dedicato a qualcosa a Pizza Enciclopedia, sì, mi pare. Quando abbiamo fatto l'enciclopedia, Davide vi già morto da una pagia anno, penso, però l'abbiamo dedicato un spazio e una bella fotografia che vi vedi, e poi vi stato il chitarrista del CD di Maria Teresa Pirrighettu, un docu di arpeggio bello da ascoltare. Nino, tu che sei sommini dei aneddoti, ricordi se tutto canto, de Marcello Pasella, ti ricorda qualcosa? Ma io l'ho accompagnato diverse volte, ma mentre la prima volta è stato a Tempio a sa festa di Maria Bambina, a fine serata si è avvicinato un zette del suo comitato, vive fino a suo grumeo Salvatore Rosso, e noi siamo andati, battono pisello che chiede cantare sa Desiderata. E Francisco Valchi, già si è posto in pago a cominciare questa gara con sa Desiderata, e se si la sente di, fatelo piegare. Fino solenne, Deo mi pare di un momento se vi Graziano Cadeo o Pietro Madao. Viviti Franco De Nanni in sa gara, forse Franco De Muro. Abbiamo cominciato la sua introduzione con Pietro Madao e questo pisello, filo lungo, presentato al suo microfono, e ha ricominciato con la Desiderata. Con Pietro Madao non siamo abbagliati, film meraviglioso. Nel momento si scena di Francisco Valchi, che vedo un uomo metà serio, de pago complimento, se ne è passato da Esegu, da Isacadrea, e si è andato a dainanti a lui delle cantenne, ha fatto coi. C'è suonato, mi pare a Luigi Nogusso cantenne. Complimenti per Manne Gusso, non se ne poteva fare. Certo. Daniele, entravo sul noi in sa parte prullo gudoresa, e ho sentenni che la Farina ha di interpretare un testo, mamma è sconsolata, mi ho questionato mera dei gusti, di questo poesia di Antonio Cubeddu, e proprio a pizze questa dennica logudoresa, prima di ascoltare Clara Farina e ma poi l'intenda a tu. Ci tornavo, già sanno mera cosa a pizzo di poesia e tecnica di canto e tutto canto, però prima di intendere Clara Farina mi era praci intenda a tu, sempre in sa disperata logudoresa. In sa disperata logudoresa, ed io fai solo di mamma sconsolata.
penso che sia stata disperata per cantata da tutti. Su primo che l'ha cantata ti ad essere Tio Francisco Cupeddu, però su primo che l'ha registrata, la prima di l'ha registrata a Virdisi. E poi si l'ha registrata a Mario Scanu, cantante o mamma sconsolata. E ducasa donzunu daia da interpretazione sua de questa mamma che fu salutando su vizio che fu partendo in guerra, anzi di un vizio che saluta sa mamma che capuite spaltinde in guerra che l'hanno richiamato. E t'aggiungere questo testo è difficile vincere a ciappare e a cliccare la speraula giusta, che quando si canta da cliccare sempre de trasmettere a chi ascolta un'emozione. E in noi sa speraula cliccasa de accompagnare su canto, che deve essere tutta una cosa. E in questa cosa chi casa da emozionare chi è sti ascoltando. E l'obiettivo di chi canta è discusso, sempre fare pesare saltuda a chi sti ascoltando e fare emozionare, fare pensare a chi sti ascoltando, ma voi te la canta da gasi, e te me stai trasmettendo, e te emoziona il meldante, e il gue è importante me da su desto. Si va da una disgrazia, è normale l'emozione che posso dare a chi mi sta ascoltando. Si va di amore, è normale che devo chilco di fare emozionare questa persona che va dando di amore, che vuole essere un amore contrastato, che vuole essere un amore che non è mai stato. Dunque, bisogna tutto questa variabili che rendono su canto sempre unico, e poi questa interpretazione del suo momento, che in suo momento forse la cantante va un'unica persona che ti sta ascoltando, e sta appena muovendo la conca, ponendo fatto a questa melodia che si è facendo di tu, e tu casa tua sei cantante poco su. A suonessi a me lo vaghe, deo canto chilco da cantare può a me. Innanzitutto, poi se ti piaco bene, se non ti piaco, vabbè, devo cliccare un attimo, un altro anno, no? Però chi casa in mese sa gente di dedicare questa ore, o se no in questo caso da disperata, a questa persona che sta ascoltando, che se dello so idinde che il movimento sa conca, che renare che qualche cosa è succedendo, che renare che so facendo bene su compito mio, questa dell'emozionare, e a solo in questo momento sei molto e tue. Deo e tu e Deo che sto dedicando a te, su che mi sta passando ancora a me, e tu casa bidinde, chi due se scomprendinde su che sto facendo Deo, mi emoziono e emoziono a te. E su canto è gusto, non bada a regola, cioè su canto è emozione. Su canto è gusto. Intendeuso a Clara Varina proprio quando ad recitare o mamma è sconsolata. Oh, mamma isconsolada, e te minaras. Chi so acculsus a Dio a ti dare. Abbracciami che devo andare, Nara, che le augurio mi preparas, tristo di miro sorriso in sallaras. Sa lacrimas acculsa e spuntare. No chelzo che pianga, mamma mia, sa benedicione dammi e pia. Beh, insomma, questa è come annau Daniele, come annau Tore, questo è forse su testo proprio cantau in sa disperata. Ma voglio domandare a Marco Manca, che sa da cantare una disperata, tu non hai scioperao questo testo, mi pare, invece sa cantare sorte crudele, e testi questa sorte crudele, detta questione da... Sorte crudele è una disperata che è scritta da Antonio Nuvoli de Piaghe.
Questa disperata racconta da infanzia che ha vivito un voli, la sua esperienza, eravamo un poco tormentata. È tormentata, poi già adesso titolo e tutto, Sì. sorte crudele, o l'inaga che qualcosa di malo succedia da in domo, o no? Beh, principalmente recita da chi su babbu recuiata a domo imbriaco e boccameta i cudia sa mamma fa che da bugello una ramuca issu soffria da timendelo so scende vuia da fora e dormia su notte boccameta sutta sa pezza che viene sa domo bezza sa loricaia da una ragazza poesia commenta una colora sutta sa antica pezza al desagianna compreso ambo due so gridente a bochemanna commente due anima dannata quindi allora documento una colora ti mende a issoso mi che drommi a vora quindi naramo che fai da un pago adesso so tema attuale de oggi che si intende sempre purtroppo Si intendi troppo? purtroppo la famiglia sa un pago so disastri che succedono su babbo che o chissà mamma so figlio so cosa affesa quella disperata rende de come su tema attuale racconta da in tempo antico su chi succede è tutto. E dunque se devo voluto, devo sul desispero, andavo a fuori una bella poesia e noi devo intendi un voce di Marco Manca, sa chitarra di Pietro Nieddu in questa disperata e si ascoltava con piacere. Sorte crudele broite ne mia Gusto lamento mio sonno no sono in bada pasaia in carrera s'annottada sutta antica alpezza il desagiana pasaia in carrera s'annottada sotto s'antica alpezza al desagiana ambo tu gridende a bochemanna commente tua anima dannata commente tua anima
all'oricato che è una colora ti mendai sul mitro mia fora ti mendai sul mitro no mia idro mia fora Grazie a Manna, a Marco Manca, a Pietro Nieddu, grazie a Diaderuso. Tore, tu andau, sa disperata, est una tesi di laurea, e mi pare che a noi sono a 110 e lode. E bacio accademico. E bacio accademico pure. Contami de gusto canto. Disperata passata, mancare siete un canto lirico meda. Marco l'ha fatta passata. Qui su tema è talmente tragico che si bilai a posto già tutto finale dessa dominante che pone in tutto, che si lascia Savine po e canta che è nel no. Non mi frega nulla. In questo caso è serrata esattamente come la serrata Issu. Quindi vi tragico su tema e non vai di spazio per una esagerazione lirica, infatti non vi l'ha apposta. Bravo Marco, bravo Diaderuso. Nino? L'ha cantata benissimo, suonata benissimo, e il suo tema purtroppo sempre attuale. Disperata Marco ne canta a parizza e la cambia sempre, quindi gli piace finza a studiare oltre che a cantare. Daniele, è bella proprio questa interpretazione, dunque si fa in modo che questa poetica del suo canto, della sua scrittura, e tutto ne possa venire fuori. Hanno bene Tore, che non ha dedicato nulla a se estetica su spettacolo, ma si è concentrato proprio a pizze cose che via da suo dramma e tutto del suo canto. Succede da Ici quando si canta queste cose, sa? No, succede quando si canta bene. Quando si canta e basta non succede quasi mai. Quando si canta bene, quando si pensa da su che siamo il faghinde e a su che siamo che il cante de narra sa gente, basta de pensare, non vuole non la cantare di tanto vuole cantare, non fute un cantichetto tra l'allero e la devo sofferto, devo stare male in domo. I satteros funando sulla tia, i satteros pensate a su che ha passato questo vizzino e poi si canta scrischio, itta di scritto e itta a crefionare la sa gente. Se sposto a nudo, vabbè che noi si esponimo sempre a nudo quando andiamo a cantare, ti sposande e selnande Deus Augusto e le amiche mentesò. Ma pensate a nuvoli che cantai quest'ottava, dopo tutto su che abbivi in domo, e pensate a questa interpretazione. Poi quando si torna da interpretare da un attero, e quello dipende da chi le scantante. Sol bonus, la vagane e non deppen aggiungere nulla in pruso de sughi nottinara a sugoro o de sughi nottinara da il buon gusto. Un passaggio fine a se stesso. Lo il guastante, lo sei appesantinte e lo sei il mortificante su canto. Su canto te ne bisogno, de gusto al momento, desa pausa, su silenzio e musica. Duccasa, bisogna di stare attento a questa cosa, non tanto a dimostrare che sono bravo, che sono aleno, goduoso, no, su canto è statero. Sa gente dice già, non è che hai bisogno di tu vai in un canto e tutto, fai dire, canto uno bravo, canto di voce, canto di aleno, canto di tutte queste cose. Bello però tutto questo, Diaderu bello, deve essere fuori una cosa bella Diaderu.
Nino, te vuole Io mi aggiungere? ammento una cosa che mi ha nato tanto anni fa che tu non l'altro capizza, me la metto sempre. Una reia vada a due modi di suonare e di cantare. Uno può uscire e uno può divertire. Se tu devi comprendere sul momento giusto quando deve divertire o quando deve uscire cantando o suonando. Se tu comprendi sul gusto della gente, sul luogo, sul momento che se fa attendere deve fare o può uscire o può divertire. Si comprende questo tanto diventa cantatore e suonatore. Si sbaglia questo tempo tanto se suonando e cantando solo buattie e a sta gente non arriva a nulla. Giusto, giusto, di adesso, bello fuedoso, è giusto, fuedoso. E dunque, se noi siamo arrivando a spacciare questa puntata, e con questa puntata si è andata tutta oggi, la puntata che ho fatto. E noi siamo partiti, si da ricordare che dobbiamo fare una puntata di un'ora, e questo via su progetto. E non ci siamo mai arrennesci a serrare in un'ora, fa sempre un'ora e mezzo, perché c'è sempre troppo cosa da contare in ognuna di queste temas, di questa gara, dei scantos di questa gara. E dunque, se ci pensavo, mo che se rendi questa de 12 de puntata, se ne ho fatto un'ora e mezzo in ogni puntata, se ho già a 17-18 ore de contus e de cantus. Ma non si è mai fatta una cosa in televisione dedicata, perché questa televisione io ho provato per 40 anni e ho sempre dedicato su spazio scetti a s'ascolto, ma non sono mai entrato, non ne ho mai dentro questa possibilità di entrare in questa maniera funguta come tiravo sempre, di conoscere meglio su scanso. Ma mancai gusto non si usa rennescio a nai dotto, ci indesta ancora mera denai e quest'altra cosa denai deve usarla assai ai convenius, ai attobius, ai pubblicazioni che sa fai. Però pensa sai moi, cominciamo da ore, mi pare che si usa rennescio a comprendi con meglio il temporto umano di questa ricchezza della Sardegna nostra, con questa gara di canto a chi terra. Adesso spero di sì, a sana duene, de che 8 ore che è una pubblicità, che è una tempo morto, non si vede mai da sa trasmissione televisiva in Sardegna, può gustarte nostra in particolare. E mancare gusto, abbiamo lasciato fuori un montone di cose, non dobbiamo scusare, devo prima per tutte le cose che mi spoti narrare, amigos, cantatori, artisti e suonatori, non tento manco sul momento giusto per lo nominare e ammentare. De gusto mi devo scusare già dai come. Però, ripeto, tenendo tanto tempo e non resessinde a narrare tante cose belle che ancora si possono narrare e a indurre, suggerire riflessioni, considerazioni che si possono fare. Questa è questa dimostrazione di un'area quasi matematica del fatto che è un'arte ricca come te paga altre. Prodotto su cui si lea da storico, di musicale e di artistico. Penso che sia abbastanza evidente. Speriamo di poter seguire. Però vedo una cosa importante. Qui te, abbiamo fatto quando in carta puntata abbiamo toccato dei te soffri su canto come sta arrivato a questa situazione attuale, e te li potete essere di aiuto. Questa è una delle dimensioni non unica, abbiamo fatto teatro puro, sostegno pubblico, attenzione delle istituzioni, cercare di non svendere in contesto che non sono adatto a suo canto. Non può essere deplorevole in questo contesto come uno, ma voi non sono adatto a un canto che non è una musica di sottofondo. È una musica che uno deve calare in una dimensione mentale e spirituale, vuole ascoltare e la godere, e quindi non potete essere una musica di intrattenimento che va contorno a un'altra cosa magari importante pure, ma sono due missioni che non si ligano. Quindi sicuramente questo è uno fai dare e aiutare la gente a comprendere, a ascoltare, a essere curiosa. Questo è uno dei suoi aiuti che li possiamo fare in questa difficoltà oggettiva che si agatta a come
aumentamos sempre che è un'arte che nascida in contesto storico, economico e sociale e che come non si agattano, non bisogna più. E un nao in questa 12 puntata, se mi rapporta, se usa regionale, è un nao che li via da su tempo, su un anno, su canta chitarra, e pensavo che ognuno dei cantatori si mancai, la pagava fuori, che fia su tempo cosa sua, su rubello e tutto canto. In Medasa, mancai non proprio dei cantatori di oggi, ma in Medasa, nanta sempre, ma su canto sardo sta morendo, su canta chitarra sta morendo. Mi pare che a noi sta ici, forse si ci funti problema, sa Daniele, sul mondo del suo canto sardo, ma mi pare che vita di deni dei commenti questo canto ancora. No, certo. Noi ponudda un canto che sta morendo, è un canto che sta cambiando con i tempi su de oggi, con le situazioni de oggi, un sarrelato che ne usa con il suo pubblico, con i mezzi su de comunicazioni, i modalizzati, i tempi su de comunicare questo canto. Ma tutto mi pare, ma non che sia morto questo canto. No, noi stiamo canto molto, se no non fumi il bistavo in noghe. Come annau Salvatore, noi come obiettivo di questa trasmissione, e grazie a te e grazie a tutti, abbiamo dato la possibilità di partecipare. Siamo impegni con questo obiettivo di fare a comprendere i te sagra chitarra, i te vaghiamo quando pigamo a su palco a cantare. Poi, come annau due, su canto è scambiato sul mondo e noi seguimo a fare un canto che va a 100 anni sai come. E ducas siamo tra virgolette fuori contesto, però su chi canta pone di musica su chi intende e ducas su canto che fatto deo oe finza si lo potete assimizzare a su canto che va ad un attero che in bantanno sa oe è il drivesso. Io so fare grandi saldo, ma in saldo sì, vedo con so scompanzo il mio, quasi sempre, però in su di baio non posso fare in saldo. Un'altra cosa che voglio narrare è che mi è capitato spesso di andare con Paolo ed è fare questo confronto tra su flamenco e su canto a chitarra. Su canto a chitarra e su fraticheddu povero de su flamenco. Issu mannau bisogna salbiddas e son logos in ue su flamenco lughere in antico gru come in TV e gasi de pedessere e basta. Un'ora, duas de flamenco e boh. Ma l'altro zassos, in ue invece sono appassionados, sono appena prul debiles e ducas che erano un flamenco prusu leviu e mi torro a collegare a su che fu Nando e Nino, che li hai annau Leonardo Cavizza. Nato qualunque. E ducas, finza a noi che cantamos, mol deppimos, non adeguare mai. Comprendere. Deppimos comprendere a chi esemos andando a cantare. E ducas, sa maniera che tenimos di salvare questo canto este, a lo fare a conoscere, a spiegare te siamo il faghinde che secondo me non lo apprezzano che non lo conoscono e ducas non lo possono apprezzare che poi si intende il duoso che cantano e cominciano e quindi ma è del faghinde vero e ducas non comprendono però se vi li spiega e li fa a comprendere tutto su che capita in una gara a chitarra può dare che qualcuno si appassiona. E gasi dobbiamo fare, l'unica possibilità che teniamo a OE può a me è scusso, che non mi posso ponere a cantare il ballo del qua senza fare nomene e cognomene, può accontentare la gente. Io sono attero, io sono un'altra cosa, io sono cantatore a chitarra. Mi posso spostare. Però la strada mia è scusa, Io posso andare a destra, a sinistra, a centro, posso andare a zig e a zag, posso andare a un'ale a satta, però la strada è scusa. L'unica maniera che posso appare meglio e poi se ognuno può dare l'interpretazione che chiede e tutto salvia sono giusta per salvare questa cosa. Io so gusto. Posso camminare a destra, a manca, a centro, di strada, si strada è scusa. È l'alga. Su quanta chitarra
dell'assa dei spazi, di interpretazione, de canto, so ducas poto accontentare, si fatta comprendere i tesovaghinde a tutti. Sa musica è bella, non va nulla da aggiungere, non è che vi posso aggiungere una batteria. Il tesovaghinde, fatto folklore. Folclorismo. Folclorismo. Questo folklore è una cosa bella di adesso. No, certo. Nino, intanto sì, questa regione che ha fatto Daniele, Serrai, questo Attopio, bello, e mi piace pure questo cannao che tocca a comprendere, a conoscere su canto, tutte le cose di questa terra nostra, di questa poesia improvvisata, di quale si sia a luogo, di Capesuso, di Campidano, di Muttos, di San Barbacio e tutto canto. Tocca a tu comprendi, poi ci intrai di adesso. Noi ho tentato di fare comprendi, mancare a questo pubblico che si sta accostando sul mondo del suo canto sardo, ma forse ha fatto piacere pure scantatori, si è appassionato una trasmissione come te gusta. Ma sicuramente sì, a noi sì, è stata una cosa importante, ha dato possibilità di validare, di piegare questa gara, intendere mezzo bravo cantatore e tutto, che a voi si giochi manca da voi, non sono cantatore, che sono cantatore che sono suonatore bravo, a volte in commedia manca il suo pubblico che ascolta e che comprende, quindi questa trasmissione cantende, faidende, e cultende sa poesia recitata da Clara Farina, aiuta a tanta gente che magari si vuole avvicinare a comprendere il te sa gara a chi terra. Quindi noi dobbiamo dare grazie a te che hai organizzato questa cosa importante e ringraziare tutti i cantatori che hanno aderito, che sono che fido bene Rai Noghe, e grazie a Daniele che ha fatto un travaglio eccezionale con Salvatore Carboni, con tutto. E grazie a tutti chi nos ha ascoltato in questa trasmissione. Abbiamo cercato di imparare una nostra di piegare il testo a gara a chi terra e piegare che questa gara oggi è ben rappresentata dai tanti artisti che giocano giallo noi molto assolutamente. Io deputato Re, grazie a Posato, questa trasmissione dopo fatta a Dio, io sono fatta in pari, ho fatta proprio tutto in pari, da quando ho cominciato, sapremo dire, a ci traballare, grazie a questo progetto, della Regione Sarda, di Imprentas, ma io ho traballato di adesso, sono tutto in pari, con Daniele, con Nino, con Tore Carboni, con Marco Luzzo, con Paolo Bravi, Daniele Sara Giudao, Daniele Piso, Santa Giudao Meda, e scantatori, se io penso a Marco Manca e di loro grazie a Milli Bottas, non siete poi vengo già in tanti volte in trasmissioni, ma si aggiungiamo a fare scheda, se vengo noi in studio nostro a registrare scanto, che si è portato ogni gira con le schede di Marco Luzzo. Loro grazie a Pietro Nieddu, poi su Sono Cadeni, si può su traballo che fai, ti loro grazie a poi si vengo oggi e in un'altra puntata, mi pare che sta de decima, se vengo a Cittotto a Zagattai e deputato Rai grazie a tutti i cantatori e suonatori che punti bene su tutta questa spuntata ma devo voluto Rai grazie pure a chi non è vegno, chi non ha attento a questa possibilità, chi non ha boffio bene, poteva mancare a scioperare altre cose, ma di loro comunque grazie a voi questo che va o in televisione o in spalcos o in attopios o in convegni, tutto questo che si fa, a prescindere da questa trasmissione, che questo punti bene sono, tutto questo che si fa su canto sardo è di adero su d'importo. Non so, io cercate di donare un aiuto, ma importo, di me da importo umano questo che si fa, che va sul mondo dei cantatori, direttamente a Sasola, con i associ, questo che tiene Nino, questo che tiene Bruno, questo che tiene i cantatori e tutto questo lavoro è di importo umano, dunque grazie a tutto questo mondo che si permette questo. E dopo tornare grazie a Meda, non c'è a produzione in Sardegna, poi si è organizzato tutta questa cosa, ma dopo tornare grazie a Emanuele Mocci, che sa Sighiu, con i Sonus, tutto canto, a Jaime Garao, dopo tornare grazie a Antonio Cauterucci, a Raffaele Piras, Alessio Notturno, Massimo Pinna da Parrebonao, Montone Bortas che ha fatto un mega traballo su questa trasmissione,
una grazia manna, ma manna mera, demma volli torrai a Marco Loi, che io teni forse questa esperienza prosmanna in questo mondo della televisione, già 50 anni di televisione, ad inventato questo, i studi televisivi su come è gusto e tutto, dunque se grazie se può essere scioperato di lavorare con noi e poi si dirige tutto il tecnico su che hanno lavorato con noi. E arremonavo a isso, a ringraziare ai ospiti che punti noi, e poi grazie a Marco Luzzu e a tutti gli aderi, a tutto questo che ci hanno donato un aggiunto, poi si può portare ad Ommo questa trasmissione, poi 12 puntate, e dunque da questo è stato un impegno manno, ma di aderi su bello, che ci ha donato soddisfazioni manna e pregio manno a tutto noi su che ci ho lavorato. Si torno grazie a vosotros, se voi seguire e noi serrao su questo attopio con i scanto, su come ti ho fatto dessa prima puntata fino a oggi, e serrao su con i scanto, sono bello molto lungo, molto prolungato, che sa da cantare Marco Manca e sa chitarra e sono su punti sempre questo su de Pietro Nieddu, di storro grazie ancora, grazie a vosotros e se ascoltate i scantos. Soso disinganno, buonasera e addio, po' scherzo salutare tutto minore se manno, vive da largo sanno, gusto il verso sapera, largo sanno vive da inizia de amore, buonasera e addio, po' scherzo salutare tutto manno so è minore, coronato de onore sia da su comitato de amore coronato lo prego si può Dio, po' scherzo salutare